Rieccoci a Bressa Belesa, grazie per seguirci così numerosi. Vi anticipiamo le domande che tra poco sottoporremo ai bresciani. Allora, la prima: dove si trova la chiesa di San Zenone all'Arco? Dietro Palazzo Loggia, in via Carlo Cattane oppure in contrada Santa Chiara? Seconda domanda: secondo la tradizione popolare, come vengono chiamati i match delle ure di Piazza Loggia? Tone e Piero, Piero e Battistì oppure Tone e Battista? E la flanela o fanela, che cos'è? È la farfalla? È la maglietta intima di lana? Oppure è la fontana? Restate con noi che andiamo a sentire cosa ne sanno i bresciani. A tra poco. Bressa, bellezza, messo la principessa. Tu che parla bene, mani su che mai conosco. Bressa, bellezza, messo la leonessa. Sei così sicuro di conoscermi davvero anche tu? Allora, come si chiama lei? Ferruccio. Ferruccio. E che professione svolge lei, Ferruccio? Ma io normalmente faccio il bancario, però mi piace di più fare il runner. È un corridore, insomma. Beh, si vede che effettivamente c'ha il fisico in forma, eh? Beh, e corre spesso. Beh sì. In allenamento fa anche le gare, insomma. Sì. Cose importanti. Congratulazioni, Ferruccio, non è che corre anche in banca, no? Congratulazioni anche a voi. Allora, cominciamo con le domande, quiz, caro Ferruccio. Dove si trova la chiesa di San Zenone all'Arco? Dietro Palazzo Loggia, in via Carlo Cattano o in contrada Santa Chiara? Santa Chiara. Contrada Santa Chiara. E dietro il Palazzo della Loggia. Bravissimo. Come ti chiami? Ciao, sono Marco. Marco. E che professione svolgi, Marco? Sono uno dei pochi maestri d'asilo. Maestri di scuola dell'infanzia. In quanti siete a Brescia maschi? Mi risultano tre maschi. E in che plesso? Sono alla San Polo 1. Ma dai, che significa? Com'è oggi fare il maestro di scuola dell'infanzia? È una novità sia per me che per le colleghe, quindi vivo in un'oasi felice circondato dalle donne ed è sicuramente un'esperienza positiva. Con i bambini sarai bravissimo, con le colleghe pure. Con le colleghe devo fare il bravo. Tanto comandano loro, no? Esatto. Marco, conosci la città? Certo, sì. Proviamo. Secondo la tradizione popolare, caro Marco, come vengono chiamati i match delle ure di Piazza Loggia? Tone e Piero, Piero e Battistì o Tone e Battista? Mi sembra Tone Battista. Tone e Battista, secondo me. Oh, ma un ferrato, eh? Sì. Direttore Piero, ma non mi ricordo. Nome? Francesco, Professione? studente. Direi, insomma, a meno che non fa il borseggiatore. Tu invece come ti chiami? Adele, Professione? Ma studentessa. posso fare una domanda indiscreta? Cioè, voi siete anche fidanzati? Siamo compagni di teatro. Compagni di teatro, bellissimo. Quindi siete anche attori, insomma, una cosa bella. Dai, vediamo. Meno. E che cos'è la fanela? Lo chiediamo ad Adele. Cos'è la fanela? È la farfalla, la maglietta intima di lana o la fontana in dialetto bresciano? La canottiera, la maglietta in. Conottiera, messo la fanela che fa freddo. La famiglia è la canottiera. Corridore, messo la fanela perché fa freddo. No, a me la mette mai. Flanela? Fanela. Flanela lo so. Qual è? Cos'è? La maglietta? Messo la flanela. Sì, la Fa freddo. Ce l'hai sotto adesso? No. Controlliamo. Bene, ecco le risposte corrette. La chiesa di San Zenone all'Arco è proprio dietro Palazzo Loggia e i match delle ure, insomma, molti di voi immagino l'abbiano indovinato, sono Tone e Battista. E la flanela o fanela è la maglietta intima di lana. Insomma, quante volte magari le nostre mamme, le nostre nonne ci hanno raccomandato: messo sotto la fanela che fa freddo. Va bene, grazie per essere stati in nostra compagnia, appuntamento alla prossima, arrivederci.